Cari telespettatori, ben ritornati con noi e come facciamo ormai da un paio di settimane, 2 o 3 settimane, dedichiamo una giornata a parlare delle attività del commercio, dei servizi e del turismo. In modo particolare cerchiamo di farlo il lunedì, anche su vostra richiesta, perché sappiamo che molti gli operatori del commercio riescono a seguirci, anche se io ricordo come sempre ci sono poi le repliche, tutte le nostre puntate sono fruibili dal web oppure su YouTube. Parliamo della zona, in modo particolare della provincia di Venezia, una zona estremamente interessante e anche, come abbiamo recepito chiaramente dalle interlocuzioni con i vari esperti di settore, una zona che riserva piacevoli sorprese per quel che riguarda i risultati nel settore turistico. Ma è lo stesso per le attività commerciali? Quali sono le criticità? Quali sono i problemi? Come si possono risolvere? È il turismo una risorsa sfruttata appieno o ci sono dei problemi che, come abbiamo visto, è difficile risolvere? Entriamo sempre più nel territorio e lo facciamo supportati da 2 esperti, come sempre, del Confcommercio Unione Venezia. Abbiamo Ennio Gallo, vicepresidente vicario, Confcommercio Unione Venezia, grazie di essere qui con noi, espertissimo nel settore alberghiero e turistico in modo particolare, oltre che nel resto, e con Tiziana Molinari, che è responsabile fiscale di Confcommercio Venezia, in provincia di Venezia, ed è direttore dell'Ascom di Milano, grazie anche a lei, sempre in provincia di Venezia. Allora, io direi di cominciare con lei, Presidente. Qual è la situazione intanto in generale che si viene ad affrontare? Abbiamo visto un segno più dai dati che ci ha presentato Confturismo, con delle criticità però. Cioè non è tutto oro quel che luccica, almeno per voi operatori. No, non è certamente tutto oro ciò che luccica. Perché fuori se dai messaggi che arrivano ti dicono gli operatori del turismo stanno bene, non devono certo piangere, ma... Ecco, guardi, ci siamo visti con degli colleghi albergatori proprio la scorsa settimana e con amarezza constatavamo un fatto. Tutto il Sudafrica, la parte sud dell'Africa, non il Sudafrica, la parte sud dell'Africa è stata interessata da tutti questi eventi che hanno, diciamo così, sconsigliato a molti turisti europei di recarsi in quelle che erano le mete classiche che vanno dall'Egitto alla Tunisia. Quindi la parte a nord dell'Africa, che però è sud del turismo. Che riusciva a catalizzare molto il turismo, certo, specie in questo periodo. Ecco, bene, di tutta questa, diciamo così, questa entità, tutti questi numeri che si facevano nella parte nord dell'Africa, noi non siamo riusciti a intercettarne. Infatti, questa è la grande perplessità. La grande perplessità. Però non è che questi turisti abbiano detto non andiamo più in Tunisia, non andiamo più in Egitto, a Sharm el-Sheikh in modo particolare. Si sono mossi lo stesso, solo che non sono venuti in Italia, oppure una minima parte, e hanno preferito mete come la Spagna e la Grecia, dove abbiamo visto addirittura un grande aumento e anche un aumento dei prezzi, soprattutto in Grecia. Cioè, la Grecia si è vista arrivare un sacco di persone e hanno pensato bene di portare a casa qualcosa in più. Perché l'Italia sta perdendo questo appeal in Europa? Questa è una grande domanda che noi ci poniamo e ovviamente non è che noi diciamo delle novità. Novità non ce ne sono cose che si dicono e che si ripetono da anni. Abbiamo un eccesso di burocrazia che grava sulle imprese, abbiamo a volte strutture vecchie perché i piani regolatori non consentono questa elasticità nel aggiornare, nel modificare le nostre strutture. Abbiamo a volte una classe imprenditoriale, come si diceva poco fa, un po' vecchia, un po' restia ai cambiamenti. E quindi abbiamo una sommatoria di cose che oggi sconsigliano. Abbiamo musei, leggevo, si vedeva proprio in questi giorni la polemica che era sorta attorno in Campania, sì, la villa, esatto. Quella villa dove, paragonata a una Versailles, va bene, la Versailles è Parigi. Abbiamo dei risultati terribili. Ma terribili, lontani 1000 miglia. Eppure, se vediamo all'interno, è una piccola Versailles. Non mi ricordo il nome. Infatti in questo momento mi sfugge un lapsus anch'io, non si preoccupi, ma il comune. Quindi vuol dire che non c'è un vendere il prodotto Italia in maniera, diciamo così, unitaria. Noi siamo forti nella particolarità, noi siamo forti nel vendere il nostro territorio. A suo tempo anch'io ho votato a favore della soppressione del Ministero del
turismo a livello italiano perché era un baraccone. Certo, perché se non porta un risultato assolutamente questo non va a compromettere. Cioè, stiamo parlando appunto non della Campania, non della provincia di Napoli e non della Reggia di Caserta, ecco, che vi è arrivato in questo momento, non della Reggia di Caserta, dove peraltro il dirigente in questione era per troppo lavoro e un bolognese, cioè per mettere troppo lavoro uno dal nord è dovuto andare giù. Vabbè, lasciamo perdere. Ma al di là di questo, la questione è che qui siamo in Veneto, sì. Siamo aperti all'Europa, siamo diciamo il primo interfaccia con l'Europa e quindi non ci troviamo neanche difficoltà di viabilità, più o meno, insomma ci sono grandi direttrici, ma c'è un ma. Ecco, io portavo appunto questo esempio per dire, no? Queste differenze. Noi non abbiamo un ministero a livello nazionale, un ministero del turismo. Però posso dirti, non so neanche che sia tanto male questo, come diceva lei, perché attenzione. Vede, se le cose sono gestite bene, come tutte le cose, diventa un fatto positivo. Perché ormai siamo globalizzati. Una volta noi dipendevamo prevalentemente dal mercato europeo, che ci conoscevano, e dal mercato americano. Oggi abbiamo cinesi, indiani, abbiamo un mondo aperto. E noi facciamo la pubblicità non dell'Italia, non promuoviamo l'Italia nella sua interezza, promuoviamo il Veneto, perché la promozione spetta alle regioni, con la mancanza diciamo di una mano unica a livello nazionale. Allora noi dobbiamo vendere il sistema paese, poi eventualmente diciamo così, collocarla nelle nostre aree. Ecco, la mancanza di una mano unica a livello nazionale è un grosso handicap nei grandi mercati forti. Ecco che in questo caso, per esempio, poco fa citato, di paesi del Nord Africa che sono entrati in crisi, noi non siamo stati capaci di intercettare questo turismo perché altri paesi che fanno sistema sono riusciti a intercettarlo. Ecco, questo per esempio è un problema grosso. Siamo forti a vendere il nostro Veneto, siamo bravi nel vendere le nostre strutture, siamo bravi nel proporre un insieme di servizi, però ci manca questa mano unica grossa a livello nazionale che venda in tutto il mondo. Ecco che questo è un fatto che ci penalizza fortemente nella intercettare il turismo a livello mondiale. Ecco, è vero, però lei citava un problema, poi lo affronteremo anche bene con la direttrice, relativo alla burocrazia e io direi anche alla tassazione che poi va a gravare sui costi finali. Il turista, e peraltro io ne conosco anche parecchi, che hanno prescelto la Spagna in modo particolare, ma anche il Portogallo, poi la Grecia, tutto quello che comporta le isole greche, che hanno visto sì un rincaro ma non cose paurose, l'hanno fatto per un'ottica sia di appeal, senza dubbio, ma anche di risparmio e a parità di preventivi c'è chi si è fatto fare i preventivi con tutte le note località turistiche della provincia di Venezia anziché andare fino oltre in Friuli ed erano spaventosamente più alti, a cui devi aggiungere il preventivo del pernottamento, spiaggia, ombrellone, sdraio eccetera, mangiare e quindi pranzo e cena diventano cifre che per le famiglie fanno anche un attimo riflettere. Viceversa, giustamente dicono in Spagna con un niente mangi, pranzi, ceni, sbocconcelli, in Grecia la stessa cosa, sono cifre che pesano nelle tasche dei poveri, tra virgolette, italiani, ormai ridotti poveri, perché questo ha voluto ridurci i vari governi, che prima sceglievano un all inclusive in Tunisia anziché in Egitto, Marocco, che dir si voglia, quindi anche questo è un discorso, volo compreso peraltro, perché alla fine era questo il discorso. Sì, allora, vediamo, noi abbiamo una tassazione IVA del 10%, la media europea è il 5%. Quindi abbiamo già un handicap su questo. Io sono stato recentemente in Austria, per partire da Mestre e arrivare ai confini austriaci ho speso 20 euro di autostrada. Sono uscito dall'autostrada, sono entrato in Austria, 8 euro e rotti e ho girato 15 giorni in tutte le autostrade dell'Austria. Il carburante costa il 20-25% in meno, quindi lei capisce che già questo... Sì. Un tedesco, un austriaco che è il nostro mercato di riferimento va in Croazia automaticamente, infatti andavano in Croazia. È normale. Se poi vediamo cosa costa a noi la burocrazia, e questo vuol dire costi aziendali. Infatti costi che poi si riversano. Che poi si riversano ovviamente. Ecco. Allora, per mantenere una certa competizione, soprattutto chi opera con l'estero, chi opera con i gruppi, visto che i costi sono incomprimibili, alcuni costi sono incomprimibili e dopo vedremo quali costi sono molto importanti per un hotel, hanno dovuto ridurre il proprio guadagno. Ridurre il proprio guadagno cosa vuol dire?
che non si rinnovano le strutture, ed ecco, questa è un'altra non si problematica. fanno investimenti. Io faccio parte anche di un consorzio garanzia fidi e vedo le pratiche che arrivano. Da quando io ne faccio parte non è arrivata una pratica di ristrutturazione importante o di rimettere a posto il proprio albergo. Quindi gli alberghi, quelli erano, quelli sono rimasti, salvo eccezioni. Salvo eccezioni, perfetto. Alcune cose pesano in maniera importante, che non hanno nessuna attinenza con l'utilizzo della struttura. Cito ad esempio la tassa immondizie. La tassa immondizie non è un corrispettivo che io pago a fronte di un servizio, è diventata una tassa aggiuntiva IMU che tu devi pagare a prescindere da quanto tu conferisci. Ecco, questo è un aggravio sull'immobile. Cioè, a porte chiuse io pago la tassa immondizie anche se non mi entra un cliente. Fammi capire che senso ha. E poi l'IMU sugli immobili. L'immobile è un bene strumentale. Per fare l'albergatore ci vuole l'immobile, per fare il rappresentante ci vuole l'auto, per fare la presentatrice ci vuole il microfono. Perché viene tassato solo l'immobile? Oppure ha senso tassare l'immobile? È un bene strumentale, non mi produce un reddito a prescindere, il reddito è quello dell'impresa. Infatti c'è una doppia tassazione, ma come anche adesso la difficoltà a sottrarre togliere la tassazione appunto per chi si muove con la macchina, i rappresentanti, i costi dell'autoveicolo, anche questo, ci sono arrivati a pensare persino questo, quindi a rendere sconveniente gli spostamenti e tutto quanto per i rappresentanti di commercio, insomma ci sono diverse problematiche. Infatti io voglio chiedere anche a lei, in modo che passiamo un po' la parola, sempre all'aspetto fiscale. È questo un forte deterrente? Sull'aspetto della tassa dei rifiuti che ha toccato il Presidente abbiamo discusso anche più volte e fa parte delle tante tasse che gravano sugli operatori del commercio anche, oltre che del turismo. Non si riesce a fare nulla, qua ci hanno scritto anche diversi telespettatori chiedendo se le associazioni di categoria riescono a fare qualcosa, se si smuove qualcosa oppure no. Voi cosa vedete sul territorio? Posto che sicuramente la tassazione peggiore per le nostre aziende è quella comunale. Perché? Perché sia degli enti più piccoli. Perché sia trasporto rifiuti che IMU, che sono due imposte molto importanti, sono comunque non dipendenti dal reddito che ha l'imprenditore. E quindi per questo motivo è chiaro che pesano molto, mentre IRPEF e IRAP in qualche modo derivano dal reddito che dichiara l'imprenditore e quindi un reddito più alto presuppone un'imposta più alta, queste sono ancora più penalizzanti perché appunto vengono pagate anche se il reddito non c'è, ad esempio. Quello che facciamo noi come Confcommercio è quello di discutere sicuramente con le amministrazioni del territorio, che sono poi i comuni, no? Quelli deputati. E cosa vi dicono? Ci dicono che ricevendo sempre meno risorse da parte dello Stato, da qualche parte devono andare a devono trovare queste imposte, ecco. E quindi quello che possiamo fare noi è chiedere allo Stato che ridia ai comuni la possibilità di utilizzare intanto le risorse che hanno, perché oggi la legge di stabilità comunque non consente in molti casi di utilizzare le risorse che pure i comuni hanno a disposizione, e quindi è chiaro che è lo Stato che dobbiamo andare a sollecitare e che sollecitiamo perché consente ai comuni di diminuire queste imposte, in primis questo. Poi continueremo a chiedere chiaramente alle amministrazioni di trovare il modo di recuperare le risorse in altro modo, appunto, per non penalizzare troppo le attività commerciali. Infatti. Questo è un problema che voi siete riusciti a portare a livello nazionale oppure no? Sì, siamo riusciti a portarlo a livello nazionale, difatti la Confcommercio a livello nazionale ha sollevato proprio nei mesi scorsi il problema della tassa a sporto rifiuti. Infatti è emerso, esatto, in tutta la sua evidenza. Cioè evidenza che di fatto non è il corrispettivo di un servizio, perché se io devo pagare qualcuno che viene a portarsi via le mie immondizie o le immondizie che diciamo, produce la propria attività, uno dice vabbè, pago in funzione di un servizio, ma questo non è così. Ma vede, questo trova giustificazione perché si sono messi in piedi delle realtà, come per esempio le cosiddette multi-utility che abbiamo oggi, che hanno un apparato che è enorme e questo viene scaricato, parlo ovviamente delle aziende a sporto rifiuti in questo caso. Questo grande apparato che viene gestito dai comuni, perché tutte queste grandi strutture sono di nomina politica, ecco, e capiamo il perché.
Se fossero gestiti da un privato probabilmente avrebbero costi decisamente più ridotti. Quindi diciamo che la proposta è: si metta in appalto, si facciano delle gare di appalto per l'asporto rifiuti in libera concorrenza, non si dia per scontato che comunque o in house o non in house si deve dare comunque all'azienda municipalizzata, perché l'azienda municipalizzata spesso e volentieri è un covo di inefficienza, quando non è anche qualcosa di peggio. Ed ecco, a livello territoriale, questa è la cosa un po' più interessante, quando parliamo a livello ministeriale, vabbè, apriti cielo e ormai lo si sa bene, ma a livello territoriale, come provincia di Venezia, siete riusciti a concludere qualche cosa o no? Allora, dire la parola concludere in Italia è molto impegnativo, perché qualsiasi cosa che tu faccia ti scontri nei confronti di tutte le realtà, di un muro di gomma, specie nei confronti della pubblica amministrazione, dove tu non riesci a trovare uno sbocco, trovare un qualche cosa, no? Tutti ti danno ragione in via formale, in via, diciamo così, di principio. Quando questi principi si devono tradurre in azioni concrete, è lì casca l'asino. Cioè non si traducono. Quanti anni è che sentiamo lo Stato deve ridurre la burocrazia? Lei si ricorda i lacci-lacciuoli di il ministro, ecco, sono 40 anni che si parla di questi lacci-lacciuoli e ogni volta che fanno una modifica noi siamo terrorizzati, perché vuol dire incombenze nuove, costi nuovi. Ecco, voi quindi non ravvedete dal punto di vista anche burocratico nessun miglioramento, perché stavo pensando ai miglioramenti appalesati dal Presidente del Consiglio, no? Che vede il bicchiere tre quarti pieno. Assolutamente no. Assolutamente non c'è niente. No. Lei cosa dice, direttrice? No, io non vedo nessun miglioramento da parte della burocrazia, anzi lo Stato cerca di recuperare risorse, in realtà chiedendo ad altri soggetti intanto di fare una parte del loro lavoro. E quindi quella che promuove è sempre una finta semplificazione. Guardate, anche su IMU o IMU TASI ad esempio, in particolare, che sono appunto le tasse comunali, cioè le differenze fra i vari comuni, che sono 8.800 in Italia, sono notevoli, nel senso che ogni comune decide come pianificare le proprie risorse finanziarie e quindi come addebitare al contribuente queste imposte. Quindi diventa sempre più problematico in realtà. Quindi potrebbe essere che un comune del nord Italia chieda molto di più di uno del sud, per esempio. Certo, o viceversa naturalmente. O viceversa, assolutamente sì. Ogni comune ha la sua potestà e quindi decide autonomamente, non dico totalmente la materia, ma una parte sì, e quindi ci troviamo ad effettuare l'adempimento in maniera diversa da comune a comune. Già qua non possiamo parlare di semplificazione, giusto? Perché semplificazione vorrebbe dire che la tassa è uguale per tutti e questo già comporterebbe un costo minore per il contribuente. Però quando abbiamo visto tutto quello che viene centralizzato e si tende a centralizzare, poi ai noi diventa molto pesante da sostenere e non funziona. Basterebbe che almeno le regole fossero però certe e si sapessero in anticipo, perché oggi qual è il problema? Che spesso le regole si conoscono dopo che l'adempimento è scaduto e di conseguenza vengono anche effettuate modifiche. Quindi già sarebbe un consiglio per snellire la burocrazia che le norme che lo Stato emana venissero consolidate prima di essere applicate. Secondo lei, siccome ci sono parecchie persone, anche giovani, che sono attratte dall'attività del commercio e del turismo, e questo è un dato di fatto, lei che è esperta anche del discorso fiscale, si riesce a reggere un'attività nuova, quindi si parla anche di nuove aperture, alla luce della fiscalità esistente, con finanziamenti, e ci sono finanziamenti, contributi da parte anche dell'associazione? Allora, oggi la difficoltà maggiore per un'attività che comincia e quindi che per una start-up è quella di capire se l'oggetto dell'attività che intende iniziare risponde ad una esigenza del territorio. Quindi io il primo consiglio che darei a chi vuole iniziare... È bellissima questa osservazione, risponde a un'esigenza del territorio, non della persona che la fa, che uno potrebbe dire, la mia esigenza per vivere, mi piace, lo faccio, no. Il territorio ne ha l'esigenza. Certo, quindi... perché in questo caso se c'è la domanda poi posso anche proporre l'offerta, no? Ma se in un territorio non c'è domanda di una determinata attività è inutile che io inizi quell'attività perché non avrà futuro la mia attività, quindi già da qua comincia
diciamo il problema di chi intende iniziare appunto un'attività economica, quella di dover fare un'analisi di quello che è il territorio in cui intende iniziare. Voi la fate come associazione di categoria? Noi la facciamo, parliamo con molte attività che vogliono appunto, molte persone che vogliono iniziare un'attività, poi spesso cosa succede però che la persona che ha un'idea pensa che comunque deve mettere in pratica quell'idea, al di là che ci sia appunto l'esigenza del territorio, e quindi poi ci troviamo che magari l'offerta non corrisponde a una domanda. Certo. È chiaro che se poi succede questo significa che non mi devo preoccupare delle imposte che devo pagare o delle tasse, perché non ho neppure l'imponibile su cui calcolarle. Ecco, quindi questa è già una risposta chiarissima, oltre al fatto che comunque esistono le imposte e le tasse da pagare, anche quelle semplicemente oggettive per il fatto che esisti, no? Beh, diciamo che quando parliamo di, sì, quelle di cui parlavamo prima, cioè quelle comunali sì, soprattutto. Per rispondere poi alla sua domanda sul credito, noi sicuramente rispondiamo a quelle che sono le necessità degli imprenditori da questo punto di vista, appoggiandoci a un consorzio di garanzia che dà la possibilità di avere il credito garantito, e quindi le banche sono meglio disposte a concedere appunto tale credito avendo la garanzia di un consorzio. Questa è la cosa, sì. Questo è molto importante perché consente chiaramente spesso all'imprenditore di ricevere un finanziamento quando magari in altri casi non lo riceverebbe. Poi usiamo anche molto le leggi comunque previste dalla Regione, perché la Regione dà incentivi per chi ad esempio acquista beni strumentali, e anche in questo caso noi spieghiamo all'imprenditore quali sono queste agevolazioni e poi le applichiamo. Perfetto, torniamo su questi argomenti subito dopo la pubblicità, pochi secondi.